Allora, noi siamo felicissimi di inaugurare questo spazio, che è uno spazio civico per la città, per superare quelle modalità un po', diciamo, difficili che sono la comunicazione via internet. Voi sapete tutti che noi, sia il gruppo è nato come gruppo 25 aprile, piattaforma civica su Facebook, c'è il gruppo chiuso, c'è la pagina aperta Venezia Mio Futuro, abbiamo il blog, abbiamo anche Twitter, abbiamo Instagram, ma di fatto in faccia ci vediamo poco. Facciamo ogni tanto delle riunioni a San Leonardo, però non tutti possono venire. Avere appunto questa possibilità di vederci, di parlare, di confrontarci soprattutto, credo che sia un passo assolutamente decisivo. Innanzitutto una precisazione: questo vuole essere, ripeto, uno spazio civico per la città. Come vedete c'è anche lo spazio attrezzato per i bimbi, in modo che possano giocare, le persone possono venire, e sarà aperto anche alle vostre proposte, alle proposte di incontri su tematiche che sono di interesse per la città e per tutti noi. E quindi questo è un primo momento, è un augurio per tutti di andare avanti, di riuscire a confrontarci, di riuscire a trovare un'unità in nome per questa città. È uno spazio però per la città di Venezia, è aperto anche chiaramente anche ai residenti di Mestre, in modo che si allarghi la discussione. Prima di chiudere e di lasciare appunto la performance a Bressanello, volevamo ringraziare tutti coloro che hanno dato una mano. Sono stati bravissimi, a partire da Piero Raccanelli, da Larita, da Dario, tutti quanti che si sono spesi volontariamente nei tempi morti del lavoro per garantire la piena funzionalità della sede. Faremo appunto anche una prima lista degli incontri, si partirà dalla prossima settimana con la presentazione del libro di Flavio Antonini, Gigetto, il Vaporetto, dedicato ai bambini, ma sarà anche l'occasione poi per estendere la discussione sul traffico acqueo e su quelli che sono i problemi del moto ondoso. Seguirà un incontro sull'area rialtina, questo avverranno di domenica e poi progressivamente si estenderà anche al venerdì, chiaramente in base alla disponibilità dei volontari per aprire la sede. Io ringrazio anche Marco, ringrazio tutti e buon inizio. Ci siamo dati come regola dei portavoci del gruppo 25 aprile e di chi ha gli incarichi dell'associazione collegata una unica cosa come categorica: nessuno di noi del gruppo, diciamo, che gestisce questa vicenda deve avere incarichi politici e non deve avere tessere di partito. Gli altri possono fare quello che vogliono, libertà totale per chi partecipa. Noi non vogliamo nessun aggancio con i partiti tradizionali. Lavoriamo liberi, a disposizione della città. Aggiungo la seconda condizione: nessuno di noi affitta turisti a case, cioè perché noi lavoriamo per la residenzialità, nessuno di noi a casa è affitto, dichiarato o meno ai turisti. Questa la prossima è già un mezzo sacrilegio, perché sulla musica di Nina Ti Te Ricordi ho fatto Gigio Ti Te Ricordi. Gigio ti te ricordi quello che ti ha promesso, va già pare un scravasso dei voti e Venezia andrà a comandare 30.000 nuovi abitanti contro sui turisti, referendum da far votare, gli altri siamo qua ancora a aspettare. To pare che sapeva scrivere, non te ga insegna proprio niente, di me pare un eterno ripetente, non ti insegna anche a bonde parlare. Ti badi suoi ai tuoi interessi, e il stadio ti vuol farlo presto, le scorie pieni to campi,
a Venezia ti volessi far pagare, alberghi come se piovesse e case non sepa i veneziani, turisti che magna scoasse, sentai sorai scaini, i ghebis quasi non ti vedi, e multe solo ai putei, adesso ti rego e aumenti, monopattini non si può più usare. E adesso che siamo in tasai, che quasi non se muovemo, mi dico che non podemo 5 anni ancora aspettare, senza far niente, non se no quel che vogliamo, noi altri se ribemo, Venezia vogliamo cambiare, noi altri se ribemo, Venezia vogliamo cambiare. Storico, perché il pezzo è inedito, assolutamente, è assolutamente inedito,